Era un uomo o una donna? È stata una morte violenta o accidentale? Tutti gli interrogativi rimangono aperti, appesi al risultato delle analisi di laboratorio già disposte sui resti umani scoperti lunedì in via della Chimica a Marghera, in uno stato tale da rendere impossibile qualsiasi ipotesi se non quella che dovessero trovarsi lì da parecchio tempo, in una zona industriale in cui a piedi non passa nessuno, all'ombra di pile di container alte come condomini, tra i rifiuti e le erbacce di un'isola verde a 2 passi da una strada percorsa da un traffico infinito di mezzi pesanti. Il ritrovamento è avvenuto casualmente proprio durante dei lavori di manutenzione del verde pubblico svolti da una cooperativa di Favaro. È una cooperativa che lavora per il comune e che contribuisce al reinserimento sociale di persone che hanno avuto dei problemi con la legge, quindi che si trovano a svolgere dei lavori di pubblica utilità, quindi dei lavori che servono perché il verde è di tutti, a tutti, ecco. I vestiti indossati, di cui sopravvive poco, sembrano leggeri, circostanza che farebbe pensare ad un decesso avvenuto durante un periodo caldo. È stato un giovane ucraino che lavora per la cooperativa di Favaro a trovare casualmente i resti. Hai avuto modo di parlare con questo ragazzo? No, ancora no, però nei prossimi giorni mi sono ripromesso di chiamarlo per sentire un attimo, perché francamente è una vicenda che inquieta molto. So che stanno facendo delle ricerche sulle persone che sono state scomparse per capire col DNA se poi è compatibile con qualcuno di questi scomparsi. Speriamo che ne venga accertata l'identità, quantomeno, e spiace anche per questa notizia, francamente.